Buon pomeriggio e ben ritrovati all'Ippodromo Arcoveggio per questa ottava giornata del 2026. I cavalli della prima corsa, il premio Round, si stanno allineando dietro l'Autostar per questa corsa sul doppio chilometro riservata a cavalli europei, maschi e femmine di 3 anni, non vincitori di 2.000 euro in carriera. Sono solo 6 dietro l'Autostar, quindi solo la prima linea si sta allineando con il numero 1 in Love Bigi, con il numero 2 Ina Dipa, col 3 Ispanico, 4 India Wise L, 5 Involved Mutley, 6 Ipersonica Horse. I cavalli stanno percorrendo la curva e stanno per prendere il via in questa prima corsa, ripeto, doppio chilometro, grandi favori per India Wise L in questo momento a 1,75. India Wise in questo momento non è scattante al via, sbaglia il Love Bigi che era uno dei contro, va in testa Numero Involved Mutley 1 con in numero Love 5 Bigi con una squalificato. certa, anche se vogliamo, tranquillità e il cavallo prosegue nella sua andatura a questo punto, mentre dietro si cercano di delineare le posizioni per quelle che sarà una corsa sicuramente a questo momento molto tattica, e tutti aspetteranno le mosse di India Wise L con Andrea Farolfi, appunto molto appoggiato al betting. Passiamo davanti alla retta delle tribune con Involved Mutley che è davanti a tutti e prosegue con il numero 3 Ispanico, poi abbiamo India Wise L che galleggia tra la seconda e la terza posizione, e poi gli altri due cavalli e con il gruppettino chiuso da Ipersonica Horse. Andatura ovviamente non particolarmente significativa, ma del resto è normale, sono cavalli con scarsa esperienza e quindi ovviamente devono anche appunto proseguire con un'andatura che gli permette di esprimersi al meglio. Le cose non cambiano, Andrea Farolfi con il favorito India Wise L continua a veleggiare in seconda corsia in attesa ovviamente di sferrare quello che sarà un attacco da tutti atteso, ma nel frattempo Involved Mutley continua a tenere un paio di lunghezze di vantaggio su Ispanico e Sandro Miraglia che continua a seguirlo quando siamo sulla curva che immetterà per la seconda volta nella retta delle tribune. A questo punto Ispanico esce un po' a dare una mezza ruota per quello che è l'avanzata di India Wise L e Andrea Farolfi che incomincia a muovere un po' le acque. Sandro Miraglia gli si mette di traverso e quindi prova a prendere lui la destra del cavallo al momento davanti a tutti, Involved Mutley. Sandro Miraglia quindi che si muove tra la corda e appunto la destra in attesa appunto sempre di vedere quali saranno le mosse di quello che è l'avversario dichiarato India Wise L. Nel frattempo Involved Mutley continua tranquillamente, anche bello saldo tra le redini di Alberto Garruto che continua nella sua corsa, anzi in questo accelera, incomincia ad aumentare, quindi 15,6 abbiamo l'ultimo paletto. E quando siamo a un rotolo al momento di 2 minuti e il cavallo di Garruto continua a mantenere una posizione privilegiata, India Wise L non riesce ad esprimere al meglio il suo potenziale atteso e quindi prende due lunghezze di vantaggio tranquillo Involved Mutley che fa così per entrare nella retta d'arrivo, 15,8 è gli ultimi 200 metri e Involved Mutley in questo momento con Garruto che lo deve solo tenere nella giusta andatura e procede tranquillamente verso il palo, difende la seconda posizione Ispanico con Sandro Miraglia precedendo India Wise L che giunge alla terza posizione. Alla quarta abbiamo Ina Dipa a chiudere tutto il gruppo Ipersonica Horse. Il tempo al chilometro ovviamente non è particolarmente significativo, se ho letto bene dal chilometro più o meno 1,19 per questo doppio chilometro, che appunto vede vincente il cavallo numero 5 Involved Mutley che ha preso tranquillamente e con una certa facilità il comando delle operazioni da subito, quindi ha portato a termine questo trasferimento di 2 chilometri. Vincitore Involved Mutley, castrone di 3 anni da Nadal Shiba e Zelda Gifont, guidata da Alberto Garruti, allenata da Battista Congiu per la proprietà della scuderia Don Peppe.